Oggi una manifestazione importante che la Camera di Commercio intende premiare degli operatori commerciali della nostra provincia in un momento di cui è stato difficile per via del Covid. Sì, finalmente facciamo una manifestazione in presenza, era ora, e oggi andiamo a premiare queste aziende che si sono particolarmente distinte nel territorio. È un premio che avremmo voluto dare a tutti, ma non è possibile, quindi ogni anno andiamo a scegliere un gruppo di aziende a cui andiamo a dare un premio anche d'accordo con il Ministero. Quindi è un premio che a livello di importanza assume una caratteristica particolare. Noi come Camera di Commercio abbiamo cercato in questo periodo di crisi di essere a fianco di tutte le attività produttive della provincia e continueremo a farlo. Quindi chiunque ha bisogno di noi ci trova H24, trova i dipendenti disponibili, trova il commissario disponibile, quindi utilizzateci se avete bisogno e cerchiamo tutti insieme di darci una mano d'aiuto per far sì che questo nostro territorio così dimenticato nel corso degli anni passati possa avere il merito che merita. Si parlava di una Camera di Commercio centralina di regia per i fondi PNR? Sì, abbiamo partecipato a diversi incontri con la Prefettura e tutte le volte che ci hanno investiti noi siamo presenti con le nostre idee, con i nostri mezzi, con i nostri impiegati. E quindi speriamo che questo PNRR possa dare nuova linfa alle nostre attività produttive per far sì che escano dal pantano della crisi. Dottore Laporta, ecco oggi un'interessante iniziativa della Camera di Commercio che premia alcuni imprenditori esemplari che per la loro storia, per la loro attività si sono particolarmente distinti. Ecco, tra i premiati c'è anche lei. Un riconoscimento inaspettato, quindi, che mi è arrivato a fine anno e che con piacere accolgo, anche perché proviene da un ente che è preposto proprio allo sviluppo economico del territorio, anche se devo dire che purtroppo negli ultimi anni non c'è stata molta attenzione verso la Camera di Commercio di Agrigento e quello di altre della Sicilia stessa. Comunque speriamo che possano essere di nuovo prese in considerazione realmente e perché possano promuovere iniziative economiche nel territorio. Ecco Presidente, lei anche rappresenta la presenza dell'istituto bancario importante ad Agrigento, la BCC Agrigentina, che ha chiuso proprio in questi giorni il bilancio in attivo. Come vede il futuro e com'è anche la situazione del presente? Il futuro è particolarmente difficile e incerto per le situazioni che tutti purtroppo conosciamo e subiamo. E questa situazione che si è creata, prima la pandemia e ora questa situazione così di una guerra, anche se non dichiarata nei confronti di tanti, ma che tutti subiamo le conseguenze di questa sciagurata iniziativa messa in atto dalla Russia, quindi purtroppo rende incerto un po' il futuro, ma dobbiamo mettere sempre maggiore impegno nello sviluppo perché dobbiamo sopravvivere e anzi direi dobbiamo tornare a vivere e quindi sono sempre stato convinto che un istituto di credito è un promotore di sviluppo e quindi un territorio dove possono anche essere così sviluppate delle iniziative trova supporto sempre in un istituto di credito, a maggior ragione che sono
banche del territorio che per natura devono operare nel territorio dove si trovano, quindi come le banche di credito cooperativo, e cerchiamo nel nostro piccolo di mettercela tutta.